Ho visto la faccia impallidire del proprietario della pizzeria, sul momento ho capito che c'era qualcosa che non andava, mi sono girato. Come mi sono girato? Mi sono trovato questi due ragazzi mascherati, avevano mascherina, cappuccio, cappello e armati di pistola entrambi e che mi intimavano di dargli l'orologio. Sono da poco passate le 20 quando Marco Pasqualin, titolare da 7 anni insieme alla compagna del salone First Class da Marco in Viale Trento Trieste, chiude e va dall'amico pizzaiolo al Puffo, pizzeria da asporto poco più avanti per portare a casa la cena. Dopo l'ordine, l'attesa e in quel momento si consuma la rapina. Ma erano a colpo sicuro, cioè nel senso mi hanno detto dammi l'orologio, avevo anche anelli al dito eccetera, nessuno mi ha chiesto nulla. Loro me l'hanno sfilato dal polso, non ho avuto neanche il tempo, mentre l'altro continuava a puntarmi la pistola alla testa. E è stata una frazione di secondi. Pistola alla tempia, l'altra puntata contro. Una delle due, Marco osserva bene, è giocattolo, ma l'altra no. Una volta preso l'orologio, indietreggiando, hanno continuato a puntare la pistola addosso a Marco, poi sono scappati a piedi. Ripensandoci ti fa capire che qualcuno vicino a te, che sei seguito da giorni, e comunque sono cose che ti segnano. Sul posto subito sono arrivati i carabinieri, 4 pattuglie, la voce si è subito sparsa e questa mattina in paese non si parlava d'altro. La pizzeria si trova lungo la centralissima via Roma, di fronte al centro parrocchiale, accanto ad una banca e a 2 negozi di preziosi. Paura sì, tanta, no un po', tanta. Non siamo sicuri nemmeno più alle 8:30. Dobbiamo sempre stare attenti, anche da noi stessi a casa, insomma, dobbiamo chiudere sempre presto. Questa mattina Marco ha scelto di aprire, non mi fanno paura, ha detto, ma prima di alzare la serranda era in prefettura per fare una domanda per il porto d'armi. Se posso fare un porto d'armi personale per poterci girare, quindi tenere all'interno del salone e far sì che queste cose non ripetano, anche se i carabinieri, ripeto, sono stati veramente bravi. Quindi avere un'arma, Assolutamente sì. fa sentire più sicuro. L'avevano loro, perché non posso averla io?